Buongiorno, un saluto a tutti i miei concittadini. Abbiamo pensato di imbastire velocemente questa conferenza stampa, voglio premettere, non tanto perché le condizioni di salute della nostra città siano peggiorate improvvisamente, ma perché pur essendoci mille difficoltà nell'organizzare improvvisamente certi servizi che intendiamo fare alla città, tutti devono sapere che è univoca la nostra volontà di essere vicini ai cittadini, soprattutto a quelli più in difficoltà. Per cui ci siamo attivati già da ieri in modo consistente per raggiungere certi obiettivi che non saranno tutti quelli che raggiungeremo, ma i primi più necessari. A tal fine abbiamo utilizzato il meccanismo del COC, che è un centro operativo per le emergenze che agisce a livello comunale, per radunare tutte le forze in campo, trasmettere i primi messaggi, ottenere i primi assensi ad intervenire, e così facendo siamo riusciti a imbastire appunto le prime operazioni che metteremo in campo proprio per assistere la parte più debole della città, le persone anziane, coloro che non possono muoversi, anche i bambini che, privati della scuola, forse si trovano un po' spaesati in questo periodo. E quindi passerei subito la parola al mio assessore al sociale, la dottoressa Caldart, la quale comincerà a delucidare i primi interventi che abbiamo pensato di mettere in campo. Bene, buongiorno anche da parte mia. Come ha detto il sindaco, noi ci siamo immediatamente attivati come comune e come altri enti che in questo momento ci stanno vicino e ci stanno davvero supportando nell'attivazione dei vari servizi, indirizzati soprattutto alla popolazione debole. Parto dal presentarvi quello che diverrà il logo, e spero davvero che diventi virale, della nostra città. Cioè la nostra campagna si chiama Restiamo a casa, è la campagna del Comune di Vittorio Veneto a protezione, ripeto, delle persone più deboli. È rappresentata dalla casa all'interno, dove risiede il nostro cuore, dove risiede la nostra vita, che però viene indicata, attorniata da questo scudo. Il messaggio forte è la casa che ci può proteggere in questo momento, quindi il messaggio è: tutti davvero dobbiamo restare a casa, restiamo la casa, amiamo la nostra casa, perché in questo momento è il primo sito di protezione per noi stessi e per tutti coloro che ci stanno vicino e che ci stanno a cuore. Che cosa abbiamo impostato come azioni concrete a favore appunto della popolazione più debole? Dunque, innanzitutto da domani sarà attivo un numero di ascolto che ora vi comunico, che è lo 0438 569 333. 569 333. Questo è il numero che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e a cui risponderanno gli addetti dei servizi sociali. Il fine primo di questo numero è di ascoltare, supportare, dialogare con le persone più deboli, riassicurarle e dare anche informazioni sui 3 servizi che partono già da domani. Il primo è il servizio di consegna di pasti caldi, quindi per tutte quelle persone che non ne stanno già usufruendo, quindi eventuali altre richieste, a queste persone noi possiamo dare una risposta immediata nella consegna di un pasto caldo in base appunto alle richieste che verranno fatte. Il secondo servizio è la consegna dei medicinali, quindi laddove ci sia necessità di avere dei medicinali portati a casa, abbiamo, come adesso vi andremo a spiegare, grazie qui alla collaborazione importantissima delle farmacie comunali, e ringrazio Roberto Biz per essere presente con noi oggi, avremo la possibilità di far recapitare a casa i medicinali.
E il terzo servizio è la consegna della spesa, quindi persone che non possono e non debbono uscire possono tranquillamente attraverso il nostro numero, ripeto 0438 569 333, avere tutte le informazioni per vedersi recapitare la spesa. A questo proposito è stato determinante il supporto dell'ASCOM, e qui ringrazio il Presidente Michele Paludetti con tutta la sua giunta che sono oggi intervenuti, perché davvero in tempi ristrettissimi hanno trovato la disponibilità di molti loro esercenti associati, sia che potranno consegnare sia la spesa diciamo normale, sia anche in questo momento frutta e verdura. Vedremo poi se ci possiamo attrezzare anche per altro tipo di prodotti. E abbiamo inoltre abbiamo avuto, ed è una cosa che ritengo importante dire a tutti i cittadini di Vittorio Veneto, la disponibilità di alcune persone che ci hanno appunto donato il loro tempo per poter eventualmente implementare, anche laddove ce ne fosse una richiesta importante, implementare la consegna di ciò che vi può servire. Quindi grazie davvero, lo voglio dire pubblicamente, al grande senso di responsabilità che io sto verificando in questi giorni in tutto il comune, ma ora mi preme sottolineare soprattutto del personale dei servizi sociali, che comunque non ha mai smesso di dare risposta soprattutto a chi ne ha più bisogno, anche con l'assistenza domiciliare che continua, grazie alle farmacie comunali, grazie all'ASCOM e grazie a queste associazioni esterne che ci stanno dando la disponibilità a collaborare con noi, siamo riusciti e riusciamo da domani mattina sostanzialmente a partire con questi primi servizi. Le informazioni, come daremo tutte le informazioni, a parte attraverso la tenda TV oggi e la stampa che è qui presente, ai nostri anziani che magari fanno più fatica a reperirli. Va in stampa oggi pomeriggio una cartolina molto semplice che riporta questo numero utile e che verrà recapitata agli anziani anche attraverso le associazioni di anziani, attraverso i soliti siti, farmacie, negozi, aderenti eccetera. Chiederemo l'aiuto anche dei consigli di quartiere, dei nostri consiglieri comunali, della Commissione Pari Opportunità, cioè di tutti quegli strumenti, oltre a tutte le associazioni che in qualche modo collaborano con il mondo dei più fragili, proprio per aiutarci a fare in modo che tutti abbiano la possibilità di avere accesso a questo numero. Ovviamente poi attiveremo la pagina del Comune, attiveremo sulla pagina Facebook anche un banner con il quale potremmo anche mettere sotto i nostri profili, proprio per far diventare virale questo slogan dello restiamo a casa, che sta alla base, come abbiamo capito da fonti mediche e scientifiche, che sta alla base della possibilità di arginare questo virus. Vi dico anche che abbiamo chiesto l'attivazione al Ministero del sistema di solidarietà digitale, stiamo aspettando di venire autorizzati, che offre, come forse avrete visto, dei servizi sia di telefonia praticamente gratuita, sia dati che minuti, sia strumenti, sia per privati che per aziende, che facilitino anche lo smart working. Che altro? Abbiamo, come ha detto giustamente il Sindaco, pensato anche alle famiglie con bambini e comunque alle famiglie, quindi sta per partire nei prossimi giorni, faremo partire sia un servizio di consegna di libri della nostra biblioteca a domicilio, anche qui avvalendoci di collaborazioni esterne, sia di registrazioni di lettura che poi verranno messe sul canale YouTube del Comune, sia anche dei piccoli registrazioni fatte con le educatrici del nido comunale, che possono così continuare ad interloquire con i bambini e le loro famiglie, dando anche quel senso di sicurezza e di continuità della vita normale, che penso sia molto importante dal punto di vista anche psicologico in un momento come questo. Termino dicendovi che
tutti i luoghi che in qualche modo collaboreranno a questa campagna Restiamo a casa verranno identificati da una vetrofania che stiamo predisponendo, e tutti coloro che in qualche modo verranno a casa vostra a portarvi le medicine piuttosto che i pasti caldi, piuttosto che la spesa, saranno comunque identificati dallo stesso logo, quindi da un cartellino con lo stesso logo, a garanzia che le persone che vi suonano il campanello siano le persone autorizzate. Quindi l'invito è: chiamate il nostro numero verde da domani per avere tutte le informazioni e fidatevi solo ed esclusivamente delle persone che noi vi indicheremo. Passerei la parola ora al Presidente delle Farmacie, Roberto Bitz, per qualche dettaglio in più sul tipo di servizio preziosissimo, ripeto, che ci ha voluto fornire. Come Vittorio Veneto Servizi, società che gestisce le farmacie comunali, non potevamo mancare in questo momento, anche perché è comunque importante far sentire la presenza delle istituzioni, e siccome da sempre dico che Vittorio Veneto Servizi è un braccio operativo del Comune di Vittorio Veneto, è giusto che ci sia, che sia presente, e anche perché in questi momenti bisogna anche avere la calma e la tranquillità di affrontare delle situazioni che sono difficili, ma dobbiamo anche viverle con una certa serenità. Quindi se possiamo offrire della serenità alle persone è meglio farlo. Ho colto l'invito dell'assessore Antonella Caldart e quindi metteremo a disposizione una risorsa, metteremo a disposizione una persona che nell'arco di un mese o quello che sarà necessario sarà a disposizione dei servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto con un nostro mezzo per tutte quelle che sono le diverse attività, quindi anche qualora non ci fosse la possibilità della consegna a domicilio della spesa o quant'altro sarà a disposizione, e quindi il Comune potrà contare su una risorsa in più. All'interno di questo ovviamente ci sarà la consegna a domicilio dei farmaci, naturalmente questo si contatterà il numero in questione che ha indicato prima l'assessore Caldart, il 56933 3 volte 3 9333, e in questo caso poi le persone saranno messe in contatto con la farmacia di riferimento, il quale poi si potrà procedere alla consegna a domicilio dei farmaci. Oltre a questo, come dicevo, questa persona, che è un collaboratore della Vittorio Veneto Servizi, sarà a disposizione per le altre necessità che in questo momento si renderanno necessarie, ovviamente ritengo anche per dare un po' di sollievo, nel senso della struttura del Comune di Vittorio Veneto, che i servizi sociali, come ha detto l'assessore, si sta prodigando molto per garantire un servizio, e quindi in questo momento ritengo che sia importante, come si dice, aprire le braccia e dare aiuto dove si può dare. Quindi Vittorio Veneto Servizi è al fianco del Comune proprio per questo. Michele Paludetti, Presidente Ascom. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e buongiorno ai giornalisti. Grazie al Sindaco, all'assessore Caldart e al Presidente Bitz. E ringrazio la mia giunta che è qui presente, perché siamo veramente anche noi in emergenza in ogni momento per quello che sta succedendo. E anche noi abbiamo preso l'invito della dottoressa Caldart per questo tentativo di arginare l'uscita di casa di una fascia di popolazione che è a rischio, e il logo Restiamo a casa deve essere recepito da tutti come un imperativo assoluto, credo, in questo momento. C'è la necessità di fare gruppo, e mi sembra che in questo momento il fare gruppo sia fondamentale per tutti, perché per uscirne fuori bisogna essere tutti uniti, e il nostro progetto con il Comune di Vittorio Veneto era questo: aiutare proprio una fascia di popolazione in crisi che può essere servita a casa senza la necessità di uscire e di rischiare di prendersi qualcosa di importante. La situazione purtroppo è veramente difficile, io la vedo anche dal punto di vista commerciale, rischiamo veramente di chiudere un po' tutti in questo periodo, perché inizio anche a vedere i negozi che chiudono, perciò spero tanto che gli unici che rimarranno aperti siano quelli che danno i servizi, perciò alimentaristi e ovviamente anche i grossi supermercati dovranno rimanere aperti, però
non dimentichiamo che lì l'affluenza è molto più importante e può esserci anche un po' di problemi in più dal punto di vista sanitario. Aiutare gli anziani, aiutare i bambini, cioè le fasce più deboli in questo momento, è fondamentale. Perciò abbiamo raggruppato alcuni nostri associati che vendono alimentari, che vendono frutta e verdura, e credo a breve verrà anche il discorso delle macellerie, per fare in modo che con il numero verde tutti possano essere serviti a casa senza appunto dover uscire e rischiare qualcosa di importante. Noi non faremo questo, faremo di più su richiesta, tenteremo in tutti i modi di arginarci e di arginare questa moria che c'è in giro dal punto di vista finanziario, e faremo in modo che tutti possano telefonare e tutti possano essere serviti a casa. Ecco, questo è fondamentale. Ringrazio ancora tutti e in bocca al lupo a tutti. Chiudo io. Beh, prima di chiudere, eventualmente se ci sono delle domande. Ci sono particolari requisiti per accedere a questo numero? Cioè devo dire ho 80 anni, 90? Cioè... Lo stato del bisogno, uno può essere anche di 20 anni con la gamba rotta e magari solo perché la madre va a lavorare. Cioè, voglio dire, ci sono dei casi di necessità conclamata che vanno rispettati e ai quali dare risposta. Beh, chiaramente. Che poi, voi capite bene, sembra facile, ma facile non è organizzare tutte queste cose qua. Oltre alla buona volontà che abbiamo visto è espressa in abbondanza, quindi non è detto che il numero di telefono resti l'unico, può essere che l'afflusso, cioè il numero di richieste sia talmente elevato che si ravveda la necessità di aprire un secondo o di ampliare l'orario di servizio. Questo lo vedremo provando sul campo da domani queste nuove modalità, come diceva il Presidente Paludetti, si aggiungeranno le macellerie, può darsi che si individui anche in qualche panificio, in qualche altro tipo di alimentaristi in campo che possano dare la loro opera e quindi completare la gamma della possibilità di distribuzione di alimenti. Io chiudo se non ci sono altre domande. Ah sì, c'è un'altra domanda. Il personale che distribuirà gli alimenti, eccetera, oltre alla persona che mette a disposizione tutti i servizi, è personale comune o anche potenziali volontari? Ripetete la domanda perché sennò non la sento. Allora mi si chiede se sarà soltanto personale comunale o assunto appositamente dall'ente farmacie a fare la distribuzione, oppure anche, no, ci saranno anche dei volontari che si sono messi anche a disposizione. Al momento non sappiamo quantificare il fabbisogno e quindi sarà con l'implementazione di queste metodiche che aggiusteremo il meccanismo. Come amministrazione noi stiamo già pensando, elaborando altre forme di intervento mitigatorio che però sono più complessi ancora di questi e quindi richiederanno dei tempi più lunghi per essere non solo presi in considerazione ma scelti fra i possibili, e quindi ci riserviamo di dare ulteriori comunicazioni mano a mano che ne produrremo, ecco, di queste soluzioni che comunque, ricordo, sono soluzioni a livello comunale e i comuni possono muoversi nel loro ambito, insomma, no? Per il momento, oltre che evocare aiuti superiori per poter svolgere meglio il nostro compito di primi assistenti dei nostri cittadini. I nostri cittadini devono sapere che noi siamo sul pezzo, che non ci dimentichiamo di nessuno, cerchiamo di fare del nostro meglio per tutti. Vorrei ripetere il concetto iniziale, cioè non è che questo che si faccia oggi sia dovuto a un peggioramento delle condizioni di salute della nostra popolazione, perché al momento non c'è stata nessuna variazione rispetto a quanto si sapeva già. E quindi è soltanto un atto mitigatorio, un tentativo di mitigare queste nuove imposizioni giuste che sono state date di rimanere a casa. Rimanere a casa vuol dire
evitare al massimo ogni forma di contatto interpersonale, perché il virus approfitta di questi contatti per trasmettersi, quindi cerchiamo di fregarlo sul campo, no? E vediamo con senso di civismo spiccato di applicarci in questo, oltre che le norme generali di igiene, che quelli tutti devono attenersi, ecco, per la salute propria e per non essere veicolo di malattia verso gli altri. Direi di sì, un saluto a tutti. Restiamo a casa. Restiamo a casa. Grazie. Grazie. Sì, sì.